Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dalla mascherina, oggi è un grande giorno perché abbiamo raggiunto i 500 iscritti nel canale del vostro Marietto Veneziano e quindi è un giorno importante. Oggi è il 25 febbraio del 2020 e il vostro Marietto in pochi mesi ha raggiunto i 500 followers, che non è da poco perché è il semplice fatto che il canale del Marietto è un po' un canale diciamo di frontiera, al limite insomma un po' così, no? Quindi è un canale insomma che non mi aspettavo un così grande pubblico, un così grande seguito. Sono molto contento, vuol dire che è apprezzato, vuol dire che in fondo piace. Mi dispiace per quelli però che non si iscrivono anche se vengono nel canale, perché i dati parlano chiaro. L'80% delle persone che segue i miei video sono iscritti, quindi c'è più 81%, quindi c'è un 19% di passanti che potrebbero iscriversi al canale ma non lo fanno e perdono tantissime buone informazioni fresche di frontiera. Quindi voglio ringraziare queste persone, voglio chiedere anche, se non hanno ancora fatto, di iscriversi al canale di Hildegarda e di venirci anche a trovare nei nostri gruppi di Facebook e anche nel nostro canale di Telegram, dove ogni lunedì sera teniamo degli incontri in cui ci facciamo 4 chiacchiere sull'esoterismo, degli studi e parliamo un po' del più del meno dei nostri progetti esoterici e spieghiamo a persone che fanno domande, a utenti che fanno domande e così via. Quindi cari amici, grazie di cuore a tutti quelli che si sono iscritti al canale fino adesso e ricordatevi che i primi 500 iscritti non si dimenticano mai, Cioè, è una cosa veramente preziosa, è un dono che il cielo mi ha dato e sono fiducioso che cresceremo. I progetti per il canale sono in futuro di iniziare anche il vostro Marietto, di iniziare una Sibilla interattive una volta alla settimana. Ho già parlato con Hilde e vede anche lei che è un progetto che avrà un futuro. Poi con Hilde in futuro abbiamo il progetto di creare quasi un palinsesto televisivo dove alcune volte, in alcuni momenti, tratteremo degli argomenti in profondità insieme, ma questo è per il futuro prossimo. Quindi per tutti quelli che mi hanno seguito fino adesso, non hanno buttato via il loro tempo, perché il canale si evolverà, si ingrandirà, avremo nuove opportunità di crescere insieme, di imparare insieme molte cose e di conoscerci sempre meglio. Quindi i prossimi obiettivi sono una Sibilla interattiva almeno alla settimana, dove ogni persona potrà contattare direttamente in chat come fa la Hildegarda. Certamente lo faremo in orari discordanti, così che non entriamo in conflitto e possiamo sempre seguire i nostri iscritti al canale. Bene cari amici, se non avete ancora fatto sembra un paradosso, ma vi invito a iscrivervi al canale del vostro Marietto Veneziano per aggiungere altre persone a questi bravissimi 500 che si sono iscritti prima di voi, e vi chiedo anche, se non avete ancora fatto, di venire a trovarci nei nostri gruppi di Facebook, dove lì troverete anche dei circuiti che io faccio vedere nelle varie pillole, oppure andare anche nel sito web del ilcapitano.intervista.org, dove lì addirittura ci sono tantissimi ebook dove si può scaricare gratuitamente il materiale che faccio girare nelle varie pillole. E eventualmente, lo ripeto, venirci a iscrivervi al canale del Telegram, dove sotto in descrizione vedete il link, tutti i link sono sotto in descrizione, quelli che ho parlato. Bene cari amici, oggi il vostro Marietto Veneziano finisce qui. Sono molto orgoglioso di aver raggiunto i 500 iscritti, più di così non mi aspettavo, sono felice, vedo che ho anche un riscontro con le persone che mi contattano e scrivono sotto, e questo mi rende anche orgoglioso, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Sono sempre incoraggiato anche dalla Hilde, che mi sostiene in tutti i modi possibili. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano non so più come sperticarsi per ringraziarvi che vi siete iscritti, e vi chiedo ancora, se non avete fatto, di iscrivervi e di venirci a trovare nei nostri gruppi. Grazie e alla prossima, ciao.